Ciao amici, ci troviamo a Pula, nel comune di Pula. Sì, certo! Siamo venuti qua con la famiglia per visitare una tomba di giganti che è davvero un gioiello, bellissima ragazzi. È un gioiello Adesso fatto Samu di vieni noi. che gliela Siamo facciamo vedere agli fatti di amici. noi. E ho trovato un indizio. Venite, ecco amici, Eccola. questa è la tomba dei giganti chiamata Mannu Sannu. Mannu Sannu, avete capito? Guardate. Ha ragione Babbi. Abbiamo trovato questa tomba con molto cuore. Con molto cuore, sì, perché noi amiamo queste cose, è vero Fabio? Sì, siamo custodi nella memoria. Bravi, la tomba appare non tanto grande, è un po' di misure contenute rispetto a altri esempi che avevamo mostrato in passato, però vale la pena venire a vedere questo splendore perché anzitutto ancora l'architrave nel posto originario e più ha l'esedra che è ancora ben visibile, ma non è tutto qua. È composto unicamente con blocchi di granito, ragazzi, una delle pietre più dure al mondo. Venite che vi faccio vedere l'interno della tomba. Eccoci qua. Eccoci qua, siamo all'interno del corridoio funerario della tomba. Sarà lungo circa 6-7 metri, non di più, e largo circa 1,60 m all'incirca, nel punto più largo, forse anche meno. Alla fine troviamo una stele. Vero Samu, cos'è quella? Questa è la stella che fa parte dell'abside. Ok, questa è la parte finale della tomba, come dice Samuele, la stele ultima che delimita l'abside della tomba. Le pietre. La giornata non è delle migliori, se guardate il cielo siamo immersi sotto le nuvole che minacciano diversi acquazzoni, però teniamo duro. Per arrivare a questa tomba è abbastanza semplice, la macchina si parcheggia a circa 200 metri da qua. Bisogna attraversare un po' di macchia mediterranea e soprattutto un fiume. Questo fiume in questo periodo è abbastanza alto come livello, quindi munitevi di galoche o stivali, perché io ci ho messo il piede con le scarpe da tennis, mi sono bagnato i piedi. Non fa niente, per vedere questi posti bisogna anche soffrire tra virgolette un pochettino. Per oggi è tutto ragazzi, dai custodi della memoria, dalla mia aiutante Mara che ci sta riprendendo, dai miei bambini che sono venuti con noi per condividere anche con i loro amichetti questa nuova esperienza. È tutto dai custodi della memoria, Asibiri. Ragazzi, questa tomba è crollata, quindi noi l'abbiamo vista così crollata perché abbiamo visto alcune tombe che sono costruite e altre sono crollate. Mica non possiamo vedere solo quelle Messe bene, giusto? messe bene e fatte il muraghi così, mica non è crollato. Certo, Dovrebbe essere così. Mica non possiamo vedere solo i muraghi così.